location Villa Anconetta. Buonasera a tutti, grazie per essere qui davvero in questa terza selezione di Miss Aurora, concorso organizzato da MT Eventi che dà la possibilità ovviamente a giovani e giovanissime ragazze di mettersi in gioco nel mondo della bellezza e della moda. Due parole però doverose ovviamente per la location che ci ospita questa sera, meravigliosa Villa Anconetta, residenza agrituristica situata a Loreo, che è l'antica capitale di un territorio unico al mondo del Delta del Po. Come si svolgerà la serata? Brevemente, due uscite, la prima in abito elegante, la seconda in bikini. La somma della prima e della seconda uscita ovviamente decreterà la Miss Aurora di questa terza selezione. Facciamoci sentire soprattutto per queste bellissime ragazze. Prima uscita in abito elegante, la nostra giuria ha la possibilità di far vedere una votazione con una card che è a loro disposizione. Vi ricordo Giulia che avete anche il numero star, vale 11 punti, e quindi qui potete dare un punto in più. Iniziamo dalla numero 1, Beatrice Domanda.
invece l'uscita di 15, numero 9. Martina Visentin. Con la numero 12, Gloria Orcato. Uscita in ambito elegante, ci siamo un po' scaldati, noi visti un po' come il teaser. All'inizio e dopo siete andati proprio da Maggiolini, Invece mi siete scaldato subito, dice. Subito, sì, giustamente. Non aveva bisogno di scaldare. Allora, prima uscita qui in ambito elegante, tra poco avremo la seconda uscita in bikini, in questo caso mano con penna e foglio per annotare le vostre votazioni. Quindi in questa seconda uscita le votazioni saranno segrete, quindi non avremo la possibilità di vedere come si esprime la giuria. Siamo pronti? Siamo pronti. Benissimo. Allora, ricominciamo cari amici dalla numero 1 e questa volta ovviamente l'uscita in bikini, quindi oltre all'eleganza e al comportamento andiamo a vedere anche quel sorriso e il fisico come mamma le fatte. Numero 1.
dopo di Loreo, quindi insomma davano questi voti generosi, però giustamente insomma è anche per dare a queste ragazze un po' di coraggio, che non è facile. Adesso poco il tempo che le ragazze si cambiano, ci saranno le premiazioni che faremo all'esterno. Per ora iniziamo ragazzi dalla quinta classificata, premiamo Miss Natural Hair, quindi premio Aliana, con la quinta classificata che riceve un premio Natural Hair e i fiori di Idea Garden. Eccoci qua, allora quinta classificata Miss Natural Hair è Ludovica Fallacara. A premiare ovviamente Elena. Questa Team EDC riceve un buono del valore di 200 euro su un abito Team EDC. Eccola Elena, grazie mille. Team EDC quarta classificata è Sara Feltrin. Nicola riceve un gioiello della gioielleria ovviamente Garbin. Eccolo Nicola, grazie. Una laminazione ciglia offerta da Carlotta Meo e il Idea Garden. Miss Gioielli Garbin terza classificata è Giulia De Battista. Classificata Miss Bilanconetta, premiare ovviamente Sonia e Mario. Miss Bilanconetta riceve un weekend per 2 persone presso Bilanconetta, un trattamento Enne con Carlotta Meo, una videoclip con i nostri ragazzi di Colpo Veneto e i fiori di Idea Garden. Seconda classificata Miss Bilanconetta è Martina Visettin. Delle nostre ragazze schierate, ora manca lei, Miss Aurora. Questa terza selezione a premiare siamo il senatore Miss Aurora, che riceve la corona di Dimitri Gioielli, un premio offerto da Alice Milamento, una make up con Carlotta Meo, uno shooting con Davide Conte, un premio Brameo e i fiori di Idea Garden. Prima classificata Miss Aurora, questa terza selezione è Lola Polgato!